su 247 tamponi fatti a Mestre hanno trovato 4 positivi. È questo l'esito dei test rapidi effettuati sabato in piazzale Donatori di Sangue a Mestre, nell'ambito dell'iniziativa voluta dalla Regione e rivolta in particolare ai frequentatori della Movida, giovani soprattutto. L'assessore Lanzarin, nel corso del punto stampa quotidiano, ha reso noti i numeri tramite la comunicazione del professor Baldo, che sabato insieme ad altri medici eseguiva i test di terza generazione nei 2 tendoni allestiti dalla Protezione Civile con la collaborazione del Comune di Venezia. A giudicare dal numero di persone che si sono presentate anche a Mestre, l'iniziativa sembra essere stata molto apprezzata. Ma da chi il Covid lo vive dai primi giorni arriva un appello alla popolazione più giovane. Abbiamo voluto essere nel cuore dei luoghi frequentati dai nostri ragazzi, che non sono solo la scuola. Ed è un messaggio importante che cerchiamo di dare con questa presenza oggi, perché il tentativo è quello di esorcizzare la scuola, che fosse il punto più protetto dove i ragazzi possono stare, e invece richiamare l'attenzione in questi momenti di ricreazione che chiaramente i nostri giovani cercano e di cui hanno anche bisogno dopo questi mesi faticosi e chiusi, ma che devono essere vissuti con intelligenza e con grande prudenza.